Dopo la siccità dello scorso anno, la situazione idrica di quest'anno non si preannuncia migliore. Le associazioni agricole e il sindaco di Padova stanno chiedendo al Consorzio Bacchiglione un impegno concreto per evitare possibili situazioni di emergenza. Il Consorzio Bacchiglione ha quindi stilato linee d'azione a breve e lungo termine proposte alla Regione del Veneto e all'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali. Lo scorso anno che ha subito maggiormente problemi legati alla crisi idrica è stato il mondo agricolo. Le linee d'azione proposte sono due. La prima chiede la garanzia della disponibilità all'utilizzo dell'acqua del canale Leb. La seconda prevede l'affidamento della gestione del canale Novissimo al Consorzio di Bonifica Bacchiglione da parte della Regione del Veneto. Il Consorzio potrà provvedere all'adeguamento delle opere elettromeccaniche presenti nella conca di navigazione di Conche di Codevigo per evitare l'intrusione di acqua salmastra, alla pulizia e alla manutenzione del canale e alla regolazione delle derivazioni in caso di situazioni di scarsità idrica. Proposta importante in quanto il Nuovissimo garantisce l'acqua di irrigazione a 5.000 ettari. Ci sono progetti in attesa di essere finanziati, dalla realizzazione di invasi multiobiettivo a un adeguamento degli scoli, a interventi per l'ottimizzazione della gestione delle acque e altri. Gran parte degli interventi fanno parte del cosiddetto Piano Laghetti, nato dalla collaborazione tra Coldiretti e ANBI, Associazione Nazionale Consorzi di Gestione e Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue. Il progetto prevede la costruzione di bacini in grado di trattenere l'acqua per poterla poi rilasciare nei periodi siccitosi. Come afferma Paolo Ferraresso, presidente del Consorzio di Bonifica Bacchiglione, non si possono più rimandare gli interventi necessari per far fronte ai cambiamenti climatici, bisogna intervenire ora. La situazione ci impone di trovare tempestivamente soluzioni per gestire e distribuire la risorsa idrica. Adesso è il momento di intervenire e non lasciare che questi progetti rimangano solo sulla carta.